società filateliche italiane per questa manifestazione. La premiazione che faremo adesso si svolgerà attraverso l'introduzione del Presidente della giuria, che vi racconterà più che leggere il parlare della giuria, e faremo prima la premiazione dell'esposizione di qualificazione. Poi molto per acconcito, e quindi chiederei di pensare anche a lui questa sera che sarà di festa. Per Giancarlo Settiabucini, perché da qui si sente meglio, vi lascio raccontare come sono andati i lavori di giuria. Buonasera a tutti, Giancarlo Morolli, prima presentazione. Io non conosco è la prima volta che parlo di giuria che succede. La seconda cosa che vorrei fare è di dare il benvenuto a Maria e Eusebia Momo di Siviglia, che sono i nostri ospiti questa sera. Eusebia Momo è consulente che istituita della preparazione di Italia 2009, come sapete è il nostro grande appuntamento dell'anno prossimo. Al tempo stesso vorrei mandare un augurio di buon lavoro a Danilo Bugoni, che è stato eletto presidente di tutti. Danilo, io lo ricordo nel 64 come componente della redazione di Filateliche Italiane insieme a me, a Maurizio Riccardi, a uno che fa la stazione Sare Bello, medaglia d'oro. Danno un gusto per Sare Bello, medaglia d'oro. Speriamo che la tua collezione, speriamo Armando che la tua collezione sia, diciamo, seguita questa sera da un chiacchieraggio. La figlia tradizionale, la giuria ha lavorato molto bene, lo si deve al modo in cui ha lavorato con gli eminetti. Certo.